ragazzi. Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano del Super League, giornata 13, Italia-Olanda, siamo su quelle 2 punti delle capoliste Danimarca e Germania. Vediamo un attimo. Perdono tutte le prime tre, Danimarca e Germania che è crollata la prima sconfitta e forse fortunato, che ne so. Che Super Lega, signori. Che Super Lega, fuori casa. Vai. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Basta di panchina Gli come esperti anche prevedono Cruyff, pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Ma Cruyff Gli spalti infatti sono al completo. Ai box. I tifosi non si sono fatti Mi fa intimorire piacere. e Bergomi che vivranno una Pirlo serata di e grandi Bergomi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno Al posto di Boban, mettiamo Ferrari, Brozovic, Modric, grande squadra la Croazia tra Moderno e Canna, leggende. Bobaldo, Gattusino, Del Piero e Baggio. Proprio facciamo. Luca, secondo te chi sarà il giocatore che Praticamente non abbiamo una prima punta, ma Pottesiga. Un giocatore molto intelligente. Pirlo, Totti ce lo piazziamo nel secondo Mancini. tempo. Totti, andiamo un turno. Totti, bellissima per Bobo. Bobo cosa fa? Su assist di Cecco. Bobo ieri 1-0. Mamma mia. Mamma mia, che sleppa di Bobo. Trasformare una palla recuperata in un gol. Che sleppa di Bobo. La classica sleppa di Bobo. ha messo a segno il secondo centro. Bravo Vieri, dai che si sveglia anche Vieri, sono dolori. In realtà, che sa che proverbi. Sono partiti fortissimi. Una verità, dai subito. Ancora Vieri. È passato Guaru, Balulli, guardatelo, fiero. Con Francuzzo Baresi. Splende alto nel cielo azzurro. Non c'è nemmeno l'ombra. Ovviamente mi sono dimenticato anche questa volta, perfetto. Attenzione Modric, zio Ken, palla di Gigi. Giocare una partita di pallone. Di pallone. Non c'è neanche bisogno delle Mancini, candele. dopo lo tolgo. Totti. Vai Tottino, vai Tottino. Che si respira in questo splendido stadio è Vai, semplicemente vieni. fantastica. Andiamo a dominare la scena. Ferrara, Rakitic, Mancini. la partita è già cominciata. Rivera, Dino Baggio. Per Roberto Baggio. L'azione si sta facendo pericolosa. Sedorf, Dennis Bergkamp, Bergkamp, Van Nistelrooy. Pippo Copiù, Pippo Copiù. Rud, Gullit recupera benissimo Franco, il miglior difensore della storia del calcio mondiale. Maldini, Uragano Franklin, Mancini, per Maldini, Paolo, Mancio, brutto errore, ma Totti non recupera. Roby fa un gran numero, ma poi sbaglia. Rivera, Rivera per Baggio che non è mai fallo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Recupera l'onnipresente Gullit, Rivera, niente, Yapstam va. Rijkaard. Riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Per l'Anda, Clarence, effetto Serra per Berca, attenzione l'Italia sulla correre preparata, Rud. Bravissimo Cecco, Nistra e punisce l'11esimo. Vai Umbertone, vai Baggio, Vieri, non sul destro, è scarsissimo. Ho provato. Sì, il destro non è proprio il suo piede. Dormita generale, qua sbaglia Cannavaro. Devo provare, Maldini. Maldini l'ha venuta su. Sinistro. Vieri, non la prende. Gattuso. Mancini. Paolo. Possiamo perdere però ragazzi, questo bel recupero su Danimarca e ancora Mancini per Andrea. Baggio. Totti. Totti Paolo. Battuto Baggio. Paolo niente. Mancini. È insuperabile. Pirlo. Vede Vieri, non è fuori gioco. Bobo. Zambrottino. Dino Baggio ancora per Abetini. Per cominciare a Alberghini su FIFA 97. Peccato. Che vecchio che Cuba. Sedorf, Rud. Baresi ancora sta dormendo l'Italia, Falsa, la marcatura stretta su Mancini. Italia ha paura del Mancio, per il momento dorme. Giocando bene oggi Mancio. Albertini per il Mancio. Il Mancio vede Del Piero. Baggio si gira. Baggio! Edwin van der Sar la para. Per Mancini, scatenato il Mancio. Baggio. Totti! Cross, ci abbracciamo. Assist di Baggio. Francesco. Van Bronckhorst. 2-0. Uragano Franklin. Van Dijk, uno dei pochi, diciamo. Grande gol di guardia. Da fenomeno. Piazzata perfetta. Bello questo Baggio. Grandissima Italia. Però Del Piero e Baggio non me ne convince né l'uno e né l'altro. Cioè, spaventoso.
A me dispiace, sono due campioni assoluti del calcio italiano, ma forse non è il ruolo naturale, ma neanche una schifezza, però. Ma dov'è il fallo? Ma dove cazzo è il fallo? Cannavaro sta deludendo tantissimo Canna. Cannavaro perde la testa, Cannavaro. Baresi perde la testa, Cannavaro. Yellow card. Ammonito Fabietto. Occhio, mamma mia, bravissimo. Il cross. No! Pirlo la butta su. Al 28esimo, Mancini. Benissimo. Totti per Vieri. Dai Gianni, prova a lanciare Roby. Vai Roby. Non c'è nessuno in avanti per ora. Si gira bene, fa salire la squadra. Bravo Vieri, Mancini. Attenzione Rivera. Roberto, bravo per il Mancio. E Baggio perde forse una finezza di troppo. Mancio. Crisi nera per 2-0 d'Italia. Fantascienza male Umberto. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Stam, mamma mia, piedi patati Stam. Reinzinger. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo Chiamo tempo, Veneziano che ricordiamo che porta da casa, la recupera un po' il pallone. Albertini. Di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità Vai. c'è stata una superiorità evidente. Che fatica ragazzi, ieri, che fatica per l'Italia quest'oggi. Azione fallosa. Fallo, no, cosa? No. Fallo su Boban inaccettabile. Ancora la difesa superata, pazzesco oggi. Come siamo in difficoltà sulle palle alte, Mancini. Del Piero. Baggio. Ancora per Del Piero. Per Mancini. Baggio. Sbaglia. Niente, le sbagliamo tutte. Bravo Zambro, vai Zambro. Si invola Zambro. Totti la dà a Veneziano. Non la perde mai. Come la difende molto bene. Veneziano! Recupera. Ma dov'è il fallo? Gattuso la recupera. La dà il Cume. Il Cume la dà a Vieri. Vieri lancia di Veneziano. Non ci credo. Alessandro. Brutto errore Alessandro. E lancia Baggio. Ti prego, diventa Roberto. Basta essere Umberto. Fermato così Roberto. Gattuso. Disastro qui. Pirlo prova la maledetta disastro amministrativo. In movimento. Escono entrambi. Brutto errore qua del Cume. Si vuole vincere la scarpa d'oro, deve segnare sti gol. Totti ancora. Geniale per Veneziano. Cesco Totti. Croazia non è in campo la Croazia oggi, Zambro. Cini che non mi ha convinto. Vieri! Ancora di testa, ne azzecchiamo una. ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Seconda frazione. Non ci resta da fare almeno un pareggio, partita proprio non bellissima. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e girarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare. Dai che c'è tempo ragazzi, facciamo qualche cambio. Dai che c'è tempo anche per vincerla. C'è Veneziano. Il Cume, bravissimo, qua il Cume per Totti. Allora mettiamo Mancini, qua proprio una cosa difficile, ma ci riesce. Dopo brutto errore. L'attacco sta giocando bene, sinceramente adesso do un po' di riposo a Francuzzo. Non riusciamo proprio a Intervento a liberare. Virgil van Dijk. Totti. Lungo passaggio in avanti. Zambro. L'Olanda purtroppo sta giocando benissimo. No, qua non si capiscono Vieri. Rivera lancia Albertini. Mancini, ancora Mancini vede il pupone. Vai Totti. Mancini. Totti di sinistro. Ancora Van der Sar. Dai Italia. Qua Vieri. Dai Italia, dai. Veneziano, la cicca di testa che è la sua arma preferita. Bravo Zambro. Gattusino. Ancora li stiamo pressando tanto adesso che la perde male. Oggi tanti errori del Cume. Non riusciamo a sbrogliare l'intricata matassa. Come può fare una buona cosa per Totti che la dà a Vieri. L'Italia che comunque stiamo giocando meglio. Veneziano. Mamma mia, numeraccio del Cume in area. Orrendo, forse viene espulso qua. Bruttissimo errore del Cume che perde la testa. Yellow card. Meno male. Attenzione il Cume, niente da fare. Perde la testa anche Veneziano. Lancio lungo del portiere. Cannavaro, inguardabile Canna. Rivera. Palla riconquistata immediatamente. L'appoggio sulla fascia. Occhio a fare l'ultimo cambio. Scatta verso il pallone. Esce Gianni. E trova il compagno. Perso.
Che dormita qua. Siamo Totti. Grande occasione sprecata. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Il cazzo deve essere un attaccante più forte rischiano di non nostro. farcela. Brutto errore qua di Reisinger, ma ce la fa Van Dijk a prenderlo. O Van Dijk ci sembra la scelta. Niente, non riusciamo a sfondare. E via la recupera. Rud. Di forza. Baresi. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. L'Italia In ogni partita c'è sempre uno a cui non Bravissimo riesce. Ciro. Dai Ciro, la vittoria è nelle nostre mani. Totti. 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 Jet vai. Totti. Totti. Veneziano però no. Veneziano va in profondità al Cume. Cosa fa il Cume? Vuole fare una cosa. Troppo difficile. Questo è un chiaro esempio di Tutti in avanti, adesso rischiamo moltissimo. No! Italia, il baricentro, tutto in avanti. Bravo Buffon. che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Bravissimo ancora Ferrara. Baresi. Si è fatto superare. Totti. Veneziano. Totti. Totti. Niente. Siamo sfortunatissimi. Questa potrebbe essere la strada Merda. giusta per riaprire la partita. Sta loro dare il massimo in questo giro. Sbaglia Van Nistelrooy. Stanchissime le squadre. 75. Mancini la perde, no. Veneziano. Totti. Ardito di tacco. Geniale per Veneziano. Zambrotta la regala a Edwin. Posizione interessante. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Bella questa. Non ci. Bisognava comunque provare a fermarlo. E passa. Stava per andare via e trovarsi a tu per tu con il portiere. Mancano 10 minuti ormai. Tirare a Totti. Voglio deve tirare a Totti. Voglio il gol di Totti. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol. Intervento in Bravissimo. Dai, proviamoci. Almeno il pareggio che lo meritiamo. Zambrotta. Cedro, ragazzi, che mi sta giocando. Veneziano, bravissimo. Totti. Grandissimo gol di Totti. Doppietta su assist del Cume. Pagliuca. Boom boom. Stava cercando di chiudere la partita facendo una. Ma Pirlo fa una buona che Baresi in avanti gioca. Gattuso di testa. Il portiere ha fatto il Mancini, Veneziano morbido. No, Totti no. E Totti. La può solo che pensare. Totti per poco. Spesso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Rivere piccolino, 86esimo. Si riparte dal 3-0. Ottimo 3-0. La porta a casa purtroppo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della pallone. Bergkamp. Sala in cattedra. Ultima chance forse. Intensità, Dino Baggio la sbaglia. questa occasione. E chiaramente il fischio del fallo. La Danimarca pareggia e la Germania pareggia. L'Italia è prima in classifica. Gran calma ragazzi. Ci sia. Bergkamp. è spinta dalla barriera. Italia, Belgio. Finita. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Rijkaard, Shaw. Cruyff è entrato adesso. Copiu. Fratelli Hazard, Son. Grande Pagliuca, ma è finita. Praet, De Bruyne, ma anche Luca. Finisce 1-0, decide Rud Van Nistelrooy. Stavano per trovare il gol proprio alla fine. Non ce l'ha Allora, e così hanno lasciato i 3 punti agli avversari con una grande giornata. Si sconfitta pesantissimo, questa inaspettata. Anche se è chiaro che Rilanciamo la Danimarca, perde incredibile. E anche la Germania, non ho parole. Non ho parole, siamo ancora tutte là con una vittoria da primo posto. Mamma mia, che campionato, però ragazzi, siamo tutte là fino... Ragazzi, fino a... Dino Baggio. Tutte possono vincere ancora. Abitini. Non ho parole. Don't not parole. Ragazzi, stiamo creando la super lega perfetta. Che al prossimo tempo, però a questo punto mettiamo super Pippo. Sì, dai. Pippo. Totti Venezia ci sta. Ok, un'altra cosa. Vai. Però... Ultima partita per oggi. Italia-Belgio. Ok. Croazia, partita balordissima. La Croazia che è messa anche bene, mi sembra. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. Ok. D'altra parte il clima è piacevole oggi. E Dai, invita ragazzi, i tifosi ad dai. accorrere allo stadio. Pirlo. Non c'è una sola nube in cielo. Pirlo subito. Veneziano. Mamma mia. Adesso qui. Mettiamoci. Che bella. Peccato. Ieri in Albertini forma, sul però. pallone. Allora mettiamo a questo punto. Andiamo. Carrasco. Che erroraccio dai Bezzini. 2 punte Era lanciato pesanti. in porta, ma no? la difesa ha chiuso bene. Totti. Totti. No. De Bruyne. Un attimo solo, raga. Sulla destra. Hazard. Carrasco. Intervento energico. Bravissimi Totti. Totti lancia Pippo. Super Pippo, autore di un grandissimo gol al Maracanã. Veneziano. Grande. Qui cerca. Madonna, il Cume, quando il Cume ha la possibilità di tirare, sono dolori.
Sembrava aver sorpreso il portiere. Pirlo. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Venezia! Peccato. Hazard dimostra di saper fare anche il difensore. Il frutto Il dell'Eden. gioco e la capacità di ripiegare Eden quando è Hazard. necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Inzaghi, Totti, Veneziano, Veneziano, mamma mia. Ancora. Spazza via. Bello. No, che cagata è questa? Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo Son di sacrificio Hazard. agli attaccanti. Non ci credo, De Ketteler, De Ketteler, De Ketteler. Conclusione. E c'è il gol del Non ci Belgio. credo. Il sbarbato. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente Ok, in gol pochi di secondi, De Ketteler. con il risultato che abbiamo visto. Sinistro micidiale. Il Belgio si porta in vantaggio 1-0. Una rete importante che costringe Totti. gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Stiamo tranquilli, c'è tempo. Vertonghen che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. No, ma dai, ma dai. Beh, gioca in difesa adesso. Veneziano, bellissimo di testa. Pippo. Totti. Totti non la perde mai. Totti per Zambrotta. Zambro. Totti. Veneziano si rigore, rigore. E siamo al limite dell'area di rigore. Non è rigore. È un momento Ah no, cruciale rigore. per entrambe le squadre. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte Vai Pirlo, è ti l'unica prego. soluzione. E questo tiro può cambiare tutto. Non ci credo, non ci credo. Errore di Pirlo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Partita stregata oggi. Palla Incredibile errore di Pirlo. intercettata. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Scodella in avanti. Carrasco fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bravissimo Baresi. Pallone lungo in verticale. Totti. Totti fa un numero per se stesso incredibile. Si riappropria del pallone. E dopo sbagliamo per impostare il tutto. gioco. Dai, siamo più forti ragazzi. Totti. Cerca lo spunto. Totti. E passa. Totti ancora. Il Belgio si salva. Hazard. Ottimo il fraseggio. Aia. Contrasto molto deciso. Va Con bene. un buon calcio di punizione. Ammonito Nesta. Bravo Lungo Totti. passaggio in avanti. La mette in avanti. Ecco il tiro. Non E ci sì, credo. trova la rete. Wesley 2 Son. gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel 2 portiere. tiri, 2 gol, Secondo me non è incredibile. riuscito a vederla partire. 2-0 dunque. La partita sicuramente Cerca la rete. Si esprime in un buon intervento. il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. Pazzesco il Belgio. De Bruyne. Carrasco. Ecco Hazard. Finisce il primo tempo agghiacciante. Rigore sbagliato da Pirlo. 2-0 Belgio Non ha in 2 niente da tiri. cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla.
Del Piero per Pippo. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, L'arbitro fischia ancora l'inizio presto della per seconda tutti in frazione di avanti. gioco. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita Vai, sarebbe Paolo. chiusa definitivamente. Paolo. Sarà determinante, secondo Del Piero. me, come Del Piero per affronteranno Rivera. l'inizio. Rivera! Gol di Rivera subito! Appena entrato Gianni Rivera! Sono entrati in campo Grandissimo con un alto gol. passo, si vede subito in questo secondo tempo. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto Dai, la dai. tardi, non poteva arrivarci, Fabio. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. C'è solo un gol adesso a separare Del le due Piero. squadre. Il secondo tempo è appena No, cominciato. veneziano, no, E ora sta gli sponde basta un solo odiose. gol per tornare in corsa. Lo hanno marcato possiamo molto pareggiarla. bene, non si è potuto liberare. Brutto buco qua, ma Varesi può far tutto. Può far tutto Franco. No. C'è Nesta che la liscia. Grande Buffon. E la sbagliamo, ora può recuperare Nesta. Ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico, che è stato protagonista di un autentico calcio di Ma punizione già. per il gol. Brett. La situazione è cambiata dopo il rientro dagli spogliatoi, si respira un'atmosfera positiva. Grande Baresi. La squadra che è sotto potrebbe farci vedere un secondo tempo molto diverso dal primo. Brett. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di Ok. vista. Bravo Rivera. Dai Del Pierino, fammi una roba giusta, Alex. Niente. E sbaglia completamente il suggerimento. Recupera qua Baggio. Dino e Veneziano sta guardando non so cosa, il prato verde con le caprette che fanno ciao, ma dai. Ma dai. È ben posizionato e spazza via la palla. Sicuri in fase di palleggio. Paolone. Può segnare. Ci prova. Del Piero, Decisamente madonna fuori bersaglio mio sulle Dio. conclusioni. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Entra Mertens. Hanno già riconquistato palla. Sveglia. Bravissimi, dai. Cerca l'uomo là davanti. Veneziano. Prova a lanciare Veneziano con per Del Piero che la perde ancora. L'ennesimo. Del Piero basta. Piero meriti i coglioni, È proprio cioè. questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Tutti in avanti, c'è poco tempo. Alderweireld. C'è la palla lunga in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Dai, non perderla però. Hazard. 2 tiri hanno fatto a caso. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ma neanche con le mani. Pallone lungo in verticale. Brett. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Niente. A questo punto del match non Del possono Piero. restare nella loro metà campo. Del Piero, Nesta in Devono avanti, farsi tutti in una avanti, mano Nesta, senza spingere Nesta. troppo. Bello. Prova Del Piero, bravo, questa è buona. Trova il compagno in ottima Veneziano, bravo, Dalla. No, Nesta. Calcio di punizione per l'Italia. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. Si è fatto prendere dalla Pirlo. Mamma mia, le punizioni sono una pippa obesa. Zambrotta. Bravo. La palla in avanti. Tira. Colpisce il linea portiere. No, palo di Nesta portavoce. Che grande parata. Era sicuro di averla piazzata dove il Non ci portiere credo, sarebbe mai vabbè. arrivato. Mamma mia, che furto, Prova a mamma mia. scavalcare la difesa con il pallone. Mamma mia, che schifo. Palla intercettata, ottimo il Ma suo va senso cagato, della però. posizione. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Che sconfitta pesante, immeritata. Non c'è più tempo, finisce qui.
Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la 2 partita. tiri, 2 gol. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Danimarca vince e la Germania appare. Germania in crisi nera. Danimarca 30, Italia 27, Svezia 27, Germania 26, poi tutte le altre. Mamma mia. Croazia comunque la penultima. Danimarca, ragazzi, non so, è incredibile. Serbia, Italia. Vediamo un attimo i gol. Prima gli assist. Cross 6, 5 Totti. Molto bene. Totti alla grande con gli assist. Classifica goals. Vediamo. Oh, Sonk devastante. 8 gol per Veneziano, 7 di Brassette, 7 tutti gli altri. Via tutti gli altri. Va bene. Va buon rango. Sotto il comandone veneziano. Peccato. Perdiamo punti con squadre che hanno culo. Ciao. Tutte ragazzi, è partito il joystick. Andiamo alla Croazia. Come gioca Schuker. Insomma, non sarà semplice, dai. Però insomma dobbiamo vincere in Croazia. Ma perdono tutte le prime 3. Danimarca, Germania che è crollata la prima sconfitta e Italia. Che Superlega, signori. Che Superlega. Benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno Zorro, Boban, Brozovic, Modric, grande squadra la Croazia tra moderno e leggende. Attenzione Gattusino. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Per me sarà il croato Ivan Rakitic, un giocatore molto intelligente Pirlo. e versatile. Questo Mancini. gli ha permesso di inserirsi alla Totti. perfezione nel meccanismo Totti, di gioco. bellissima per Bobo. Bobo cosa fa? Su assist di Cecco. Bobo Vieri. 1-0. Mamma mia. L'Italia Mamma mia, che sleppa di Bobo. Trasformare una palla recuperata in un gol. Che sleppa di Bobo. La classica sleppa di Bobo. Ha messo a segno il secondo centro in questa Bravo stagione. Vieri. Dai che si sveglia anche Vieri, sono dolori. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Ottimo, grande Italia, dai subito. Prova una Ancora partita in Vieri. velocità. È passaggio un po' balordo. Brozovic. Ecco il lancio alto sulla fascia. Modric. Attenzione Modric. Cross verso il centro. Palla di Gigi. Mancini. Totti. Vai Tottino, vai Tottino. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Vieri. Niente. Rakitic. Pallone lungo in verticale. La Croazia ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, soprattutto dal punto di vista tattico. Attenti, Bergo mi lascia la brava. Mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso. Paolone d'oro Maldini. Mancini. Per Maldini. Paolo. Mancio, brutto errore, ma Totti non recupera. Baresi, intervento che non è mai fallo. Sul dado perso. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene Totti, dopo. bravissimo Cecco. Cecco vede Umberto. Vai Umbertone. Vai Baggio. Baggio. Vieri, no sul destro, è scarsissimo. Ho dovuto provarsi, dai. Sì, il destro non è proprio il suo piede. L'Italia si riappropria del pallone. Però potevo provare. Maldini. Maldini. Maldini l'ha venuta su. Vieri. Non la prende. Gattuso. Mancini. Paolo. Ancora Mancini. Ancora Mancini per Andrea. Totti. Totti Paolo. Paolo niente. Mancini. Italia comunque Pirlo. Pirlo. Vede Vieri. Non è fuori gioco. Bobo. Parata. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile Mancini. fare meglio di così. Peccato. Occasione fallita, è stato sfortunato qui.
Falsa, la marcatura stretta su Mancini. Hanno paura del Mancio, eh? Giocando bene oggi Mancio. Boban. Recupera Pirlo. Baggio che deve far di più, cacchio. Totti per Mancini, scatenato il Mancio. Baggio. Totti! Assist di Baggio. Francesco. Totti. 2-0. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Grande, proprio gol proprio da fenomeno. Piazzata perfetta. E si riparte da un netto 2-0. Un grandissima gol Italia. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Ci mette il fisico. Grande ma dov'è il fallo? Ma dove cacchio è il fallo? E se ne avvede l'arbitro. Baresi la butta su. Brozovic. Mostrano un buon controllo del gioco. Occhio, mamma mia, bravissimi. Pirlo la butta su. E vede Totti benissimo. Totti per Vieri. Vieri prova a lanciare Roby. Vai Roby. Vieri ancora. Si gira bene, fa salire la squadra. Bravo Vieri, Mancini. C'è Roberto Baggio. Roberto, bravo per il Mancio. Ecco, ha provato forse una finezza di troppo Mancio. Lungo passaggio in avanti. 2-0 Italia fantascientifica. Finisce qui. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, Veneziano che ricordiamo che deve portare a casa la scarpa d'oro. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità evidente. Vieri. Nemmeno il tempo di concludere. Azione fallosa. Fallo. No, cosa? No, vabbè. Fallo su Boban inaccettabile, guarda. Brozovic. Molto bene. Gattuso la butta su ma la sbaglia. Bravo Zambro, vai Zambro. Si invola Zambro. Totti la dà a Veneziano. Il Kuma la difende molto bene. Veneziano! Peccato. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Gattuso la recupera e la dà il Kume. Il Kume la dà a Vieri. Vieri lancia di Veneziano. Veneziano! Non ci credo. Brutto errore qua del Kume. Sembrava aver sorpreso il portiere. Mancini. Lui ha risposto con un intervento d'applausi. Totti. Allontana la minaccia. Gattuso. Pirlo prova la maledetta in movimento. Grande parata dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde. Brutto errore qua del Kume. Se vuole vincere la scarpa d'oro deve segnarli sti gol. Totti ancora. Geniale per Veneziano. Croazia non è in campo la Croazia oggi, Zambro. Pallone verso il Vieri! Ancora di testa, non ne azzecchiamo una. Anche se non è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. L'Italia ha un vantaggio comodo di 2 reti e si sente al sicuro. Sì. Prova con la palla lunga. Facciamo qualche cambio. No. Allora. Mettiamo Albertini. L'attacco sta giocando bene, sinceramente. Adesso do un po' di riposo a Francuzzo. Intervento a liberare. Totti. Zambro. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Bravo Gattuso. No, qua non si capiscono Vieri, Veneziano. Palla allontanata senza. Ed è ancora roba nostra. Mancini. Vieri, lento qua Vieri. Così speciali per gli attaccanti oggi. Qui, da come tirano le magliette, sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo. Stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo.
Bravo Zambro. Gattusino. Gioca una palla lunga. Ancora Totti. Per Veneziano che la perde male. Oggi tanti errori del Cume. Cercano l'azione veloce. Cume che fa una buona cosa per Totti che la dà a Vieri. Totti ancora. Palla Bande persa. Baresi. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Bobo. Totti ha già segnato Bobo. questa partita. Entra nel Cume, niente da fare. Spazza il più lontano possibile. L'appoggia sulla fascia. Occhio. Sicuri in fase di palleggio. Scatta verso il pallone. E trova il compagno. Dato perso. Che dormita qua. Grande occasione sprecata. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Bravo ancora Zambrottino. Bravo Zambro. E Vieri la recupera. Ieri di forza. Lovren. L'Italia ha il tempo dalla sua parte. Può difendere 8 comodamente. minuti i propri ragazzi, la vantaggi. vittoria è nelle nostre mani. Jedvai. Modric. Boban. Occhio a Zorro. No! Posizione. Bravo Buffon. Che grande parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Entra Rebic. Rakitic la gioca corta. Crossa il pallone a centro area. Bell'intervento difensivo. Gattuso. Ha la peggio nello scontro di forza. Calcio Bravo di punizione Pirlo. per l'Italia. Gattuso. La gioca in Veneziano. Totti. profondità. Totti. Totti geniale per Veneziano. Il Cume non è. Fallo. Posizione interessante e manca poco al termine. Bella Lovren, questa. bisognava comunque provare a fermarlo. Stava per andare via e trovarsi a tu per tu con il portiere. Ancora un Stiamo da calcio tirare a piazzato. Totti. Voglio che deve tirare a Totti. Voglio il gol di Totti. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol. Ah, bruttissimo. Pirlo. Gattuso. Veneziano, bravissimo. Totti. Grandissimo gol di Totti, doppietta su assist del Cume. Vantaggio di 3 reti. Boom boom. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Qua Pirlo fa una buona cosa. Ha battuto il portiere, Gattuso di Il testa. portiere ha fatto il possibile. Vieri, almeno Veneziano si è fatto morbido. fare. Ha E Totti, depositato la il può pallone solo che in porta piazzare con in un bel gesto tecnico. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si riparte dal 3-0. Ottimo 3-0. Vieri, Totti. È tutto. Totti. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una vittoria ottenuta Sala con in tutte le cattedra caratteristiche Cecco. giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Danimarca pareggia e la Germania pareggia. L'Italia è prima in classifica adesso. Gran calma ragazzi, ci siamo. Italia, Belgio. Andiamo a Hazard, i due fratelli Hazard, Sonk, De Ketelaere, Carrasco, Praet, De Bruyne, ma anche Lukaku, godo. Lukaku in panchina, godo. Allora, Totti non puoi, dopo le prestazioni che ha fatto, proviamo la seconda punta qua, anche se è chiaro che andiamo a arrivare alla seconda punta, 88, facciamo così, facciamo sta prova, un piccolino davanti perché Totti, facciamo 2 seconde punte. Qua mettiamo Dino Baggio e Abetini, perché si chiama Abetini, cioè è colpa mia ragazzi. Noi che la prossimo tempo abbiamo, però a questo punto mettiamo Super Pippo, sì dai, Pippo, Totti Venezia ci sta. Ok. Vai. Ultima partita per oggi, Italia-Belgio. Vai.
Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Pirlo. Non c'è una sola nube in cielo. Pirlo subito. Veneziano! Mamma mia! Che bella, peccato. Albertini sul pallone. Carrasco. Che erroraccio di Albertini. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Totti. Totti, no. De Bruyne. Sulla destra. Hazard. Carrasco. Intervento energico. Bravissimi Totti. Totti lancia Pippo. Super Pippo, autore di un grandissimo gol al Maracanã. Veneziano. Grande. Qui cerca. Madonna, il Cume, quando il Cume ha la possibilità di tirare, sono dolori. Sembrava aver sorpreso il portiere. Pirlo. Ha risposto con un intervento d'applausi. Veneziano! Peccato. Hazard dimostra di saper fare anche il difensore. Il frutto dell'Eden. Il gioco e la capacità di ripiegare Eden quando è Hazard. necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Inzaghi, Totti, Veneziano, Veneziano! Mamma mia! Ancora. Spazza via. Bello. No, che cagata è questa? Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo Son, di sacrificio agli Hazard. attaccanti. Non ci credo, De Ketteler, De Ketteler, De Ketteler! Conclusione. E c'è il gol del Non ci Belgio. credo. Il sbarbato. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente Che in gol pochi che secondi, De con il Ketteler. risultato che abbiamo visto. Sinistro micidiale. Il Belgio si porta in vantaggio 1-0. Una rete importante che costringe Totti. gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Stiamo tranquilli, c'è tempo. Vertonghen che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. No, ma dai, ma dai. Beh, gioca in difesa adesso. Veneziano, bellissimo di testa. Pippo. Totti. Totti non la perde mai. Totti per Zambrotta. Zambro. Totti. Veneziano si gira. Rigore, rigore. E siamo al limite dell'area di rigore. Non è rigore. Ah no, rigore. Entrambe le squadre. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte Vai Pirlo, è ti l'unica prego. soluzione. E questo tiro può cambiare tutto. Non ci credo, non ci credo. Errore di Pirlo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Partita stregata oggi. Incredibile errore di Pirlo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Scodella in avanti. Carrasco fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bravissimo Baresi. Pallone lungo in verticale. Totti. Totti fa un numero per se stesso incredibile. Si appropria del pallone. E dopo sbagliamo per impostare tutto. il gioco. Dai, siamo più forti ragazzi. Totti. Cerca lo spunto. Totti. E passa. Totti ancora. Il Belgio si salva. Sarr. Ottimo il fraseggio. Aia. Contrasto molto deciso. Va Un bene. buon calcio di punizione. Ammonito Nesta. Bravo Lungo Totti. passaggio in avanti. La mette in avanti. Ecco il tiro. Non E ci sì, credo. trova la rete. Wesley 2 Son. gol in più. E partita saldamente nelle loro mani.
Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel 2 tiri, 2 gol, Secondo me non è incredibile. riuscito a vederla partire. 2-0 dunque. La partita sicuramente Cerca la rete. Si esprime in un buon intervento. il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. Pazzesco il Belgio. De Bruyne. Carrasco. Ecco Hazard. Finisce il primo tempo agghiacciante, rigore sbagliato da Pirlo, 2-0 Belgio Non ha in 2 niente da tiri. cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. Del Piero per Pippo. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, L'arbitro fischia ancora l'inizio presto della per seconda tutti in frazione di avanti. gioco. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita Vai, sarebbe Paolo. chiusa definitivamente. Paolo. Sarà determinante secondo Del Piero. me, come Del Piero per affronteremo Rivera. l'inizio. Rivera! Gol di Rivera subito! Appena entrato Gianni Rivera! Sono entrati in campo Grandissimo Ronaldo, ma gol. si vede subito in questo secondo tempo. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto Dai, la dai. tardi, non poteva arrivarci Fabio. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. C'è solo un gol adesso a separare Del le due Piero. squadre. Il secondo tempo è appena No, cominciato. veneziano, no, E ora sta gli sponde basta un solo odiose. gol per tornare in corsa. Lo hanno marcato possiamo molto pareggiarla. bene, non si è potuto liberare. Brutto buco qua, ma Baresi può far tutto. Può far tutto Franco. No. C'è Nesta che la liscia. Grande Buffon. E la sbagliamo, ora può recuperare Nesta. Il Belgio ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico, che è stato protagonista di un autentico calcio di Ma punizione già. per il Belgio. Fred. La situazione è cambiata dopo il rientro dagli spogliatoi, si respira un'atmosfera positiva. Grande Baresi. La squadra che è sotto potrebbe farci vedere un secondo tempo molto diverso dal primo. Fred. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di Ok. vista. Bravo Rivera. Dai Del Pierino, fammi una roba giusta, Alex. Niente. E sbaglia completamente il suggerimento. Recupera qua Baggio. Dino e Veneziano sta guardando non so cosa, il prato verde con le caprette che fanno ciao, ma dai. Ma dai. È ben posizionato e spazia via la palla. Sicuri in fase di palleggio. Paolone. Può segnare. Ci prova. Del Piero, madonna Fuori bersaglio mio sulla Dio. conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Entra Mertens. Hanno già riconquistato palla. Sveglia. Bravissimi, dai. Cerca l'uomo là davanti. Veneziano. Prova a lanciare. Veneziano per Del Piero che la perde ancora, l'ennesimo. Del Piero basta. Piero meriti i coglioni, Proprio cioè. questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Tutti in avanti, c'è poco tempo. Alderweireld. C'è la palla lunga in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Dai, non perderla però. Hazard. 2 tiri hanno fatto a caso. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ma neanche con le mani. Pallone lungo in verticale. Fred. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Niente. A questo punto del match non Del possono Piero. restare nella loro metà campo. Del Piero, Nesta in Devono avanti, continuare tutti in avanti, Nesta, senza spingere Nesta. troppo. Bello.
Prova Del Piero, bravo, questa è buona. Trova il compagno in ottima Veneziano, bravo, Dalla. Non è. Calcio di punizione per l'Italia. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. Si è fatto prendere dalla Pirlo. Mamma mia, le punizioni sono una pippa obesa. Zambrotta. Bravo. Palla in avanti. Tira. Colpisce il linea portiere. No, palo di Nesta portavoce. Che grande parata. Era sicuro di averla piazzata dove il Non ci portiere credo, sarebbe mai vabbè. arrivato. Mamma mia, che furto, Prova a mamma mia. scavalcare la difesa con il pallone. Mamma mia, che schifo. Palla intercettata, ottimo il Ma suo va a cagare, senso della Zambrotta. posizione. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Che sconfitta pesante, immeritata. Non c'è più tempo, finisce qui. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la 2 partita. tiri, 2 Fa gol. male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Danimarca vince e la Germania appare. Germania in crisi nera. Danimarca 30, Italia 27, Svezia 27, Germania 26, poi tutte le altre. Mamma mia. Croazia comunque la penultima. Danimarca, ragazzi, non so, è incredibile. Serbia, Italia. Vediamo un attimo i gol. Prima gli assist. Cross 6, 5 Totti. Molto bene. Totti alla grande con gli assist. Classifica goals. Vediamo. Oh, Sonk devastante. 8 gol per Veneziano, 7 di Brassetto, 7 tutti gli altri. Via tutti gli altri. Va bene. Va buon raga. Sotto il comandante veneziano. Peccato. Perdiamo punti con squadre che hanno culo. Ciao.